Impariamo a stare ai piedi della croce come Maria, soprattutto dinanzi ai drammi del nostro tempo, non con un cuore blindato e chiuso, ma con un cuore che sappia accompagnare, che conosca la tenerezza. È l'esortazione che Papa Francesco pronuncia durante la Via Crucis con i giovani della 34esima giornata mondiale della gioventù. Nell'abbraccio tra terra e mare della cinta costiera di Panama rivive il calvario del Figlio di Dio, un dolore che si prolunga fino ai nostri giorni e assume le sembianze dei migranti costretti ad abbandonare la propria terra, delle donne spogliate della propria dignità, dei giovani privati di sogni e speranza, tutto nell'indifferenza soddisfatta e anestetizzante della nostra società. Papa Bergoglio condanna la cultura del bullismo, delle molestie, dell'intimidazione e rimarca che la Chiesa vuole favorire una cultura capace di accogliere, che non identifichi ogni migrante come portatore di male sociale. Padre, come Maria vogliamo essere Chiesa che favorisce una cultura capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare, che non stigmatizzi e meno ancora generalizzi con la più assurda e irresponsabile condanna di identificare ogni migrante come portatore di male sociale. Da lei vogliamo imparare a stare in piedi accanto alla croce, non con cuore blindato e chiuso, ma con un cuore che sappia accompagnare, che conosca la tenerezza e la devozione, un cuore che sia esperto di pietà, trattando con rispetto, delicatezza e comprensione,